Nel Made in Italy, tra i settori di eccellenza, sicuramente la nautica riveste un'importanza strategica, soprattutto per la Sardegna. L'isola sta cercando di sviluppare nuove potenzialità. Da questo punto di vista, la Camera di Commercio, Presidente Gavino Sini, che cosa sta facendo? Ormai sono già diversi anni, da quando come progetto strategico della Camera di Commercio abbiamo inserito lo sviluppo del turismo nautico come uno dei 3 assi portanti. Stiamo soprattutto lavorando nel settore della formazione e dell'informazione e poi abbiamo lavorato alla progettazione integrata come capofila di una serie di imprese di tutta la Sardegna, appunto nella progettazione integrata di qualche anno fa, che però purtroppo non è andata a buon fine. Speriamo e stiamo chiedendo anche al nuovo governo regionale di prendere praticamente le vecchie progettualità, compresa questa progettazione integrata, e farla diventare operativa, perché siamo convinti che è arrivato il momento giusto. Il momento giusto cosa significa? Che proprio nei momenti di crisi bisogna andare a puntare su quei settori che più hanno la possibilità di sviluppare valore aggiunto e quindi servire per la ripresa. Le economie del mare e soprattutto quelle legate al settore nautico, essendo integrate in filiera e soprattutto toccando tutto un territorio a 360 gradi, possono essere importanti sia per lo sviluppo dell'occupazione, dell'imprenditorialità e quindi dei redditi per i diretti interessati, ma poi possono sviluppare un volano di altre ricadute che possono andare dall'agroalimentare ai servizi, il settore immobiliare e così via, che sicuramente possono far sì che questa economia non sia più chiamata soltanto economia del diporto nautico, ma diventi una vera e propria economia del mare. Stiamo puntando al distretto della nautica. Qui a Castelsardo si sta parlando anche di coniugare, di stringere delle strategie comuni con altri paesi del Mediterraneo. In questo la Sardegna può essere favorita oppure è un aspetto, diciamo, che la mette in concorrenza e quindi più svantaggiata? No, sicuramente abbiamo un sacco di opportunità, è la vera e propria piattaforma nel Mediterraneo, una sorta di grande banchina, quindi dal punto di vista della struttura nautica noi potremo investire fortemente in Sardegna, tra l'altro nel 2010 ci sarà l'ufficializzazione dell'area di libero scambio, quindi ci sarà una facilitazione di tutte le procedure e dei rapporti economici. La Sardegna è autorità di gestione dei progetti EMPI di paternariato e di vicinato del bacino di Mediterraneo e quindi questo fatto fa sì che molte realtà che si affacciano sul Mediterraneo guarderanno alla Sardegna proprio perché è autorità di gestione e presenteranno i loro progetti presso la Giunta regionale sarda, quindi presso la presidenza della Giunta regionale sarda. Queste sono opportunità che dobbiamo cogliere, aggiunte poi alle storiche, quelle dovute al nostro patrimonio ambientale, quindi il nostro territorio splendido, una cultura del mare già abbastanza avanzata, delle infrastrutture buone, non dimentichiamoci che siamo ben serviti dal punto di vista portuale e aeroportuale e per la nautica questo è importante, e ci troviamo poi sulla rotta est-ovest dei grandi navigli del diporto. Tutto questo va sicuramente messo a sistema e soprattutto con i principali partner con cui dialoghiamo da tempo, iniziare dalla Corsica, le Baleari e altre realtà della nostra penisola italiana. Fino a qualche tempo fa si parlava di polo nautico di Porto Torres. Presidente, voi come Camera di Commercio avete sostenuto questa iniziativa sin dall'inizio. Che fine ha fatto questo progetto o a che punto è? Non solo l'abbiamo sostenuto, siamo stati forse anche tra i primi che abbiamo fatto venire qui a visitare le nostre potenzialità territoriali e anche alcuni possibili investitori. Certo è che dopo le notizie di Arbatax, dell'Azimut che sta soffrendo e della crisi è indubbio che un rallentamento ci sia stato. Purtroppo nella fase finale della giunta precedente, della giunta Soru, alcuni soldi che erano stati stanziati e quindi il comune di Porto Torres aveva già quasi nella sua disponibilità per dare lo start-up a questa progettualità, poi alla fine purtroppo non sono arrivati. Questo ha bloccato un po' i processi, però c'è già stato un pre-incontro col presidente della giunta regionale Cappellacci e anche col sindaco di Porto Torres e con altri soggetti interessati, quindi compresa anche la Camera di Commercio. Dobbiamo rivederci, dobbiamo ricostruire un tavolo dove parlare appunto non solo di polo nautico, ma capire proprio come un territorio da quella economia del mare può trarre beneficio non solo in quel settore ma anche in altri.
Potenzialità e sviluppo del settore nautico che nel nord-ovest sicuramente Castelsardo ma anche Alghero già sono, diciamo, la fanno da padrone in questo momento. Quanti sono gli addetti però in provincia di Sassari? Adesso il numero preciso non ricordo, ma stiamo parlando sicuramente di qualche migliaio, di un migliaio buono, abbondante. Parliamo logicamente di lavoratori dipendenti, ma anche di imprenditori che fanno di questa attività la loro attività principale, quindi anche loro sono lavoratori e dobbiamo considerarli sicuramente dentro quella statistica. È una realtà importante, ma è niente attualmente rispetto a quello che potrebbe diventare. Proprio oggi anche nel convegno abbiamo sentito che soprattutto un certo tipo di naviglio da diporto, quello oltre una certa dimensione, quindi parliamo di navi ormai, quindi barche oltre 50-60 metri sino ad arrivare ai 120-130, molte di queste sono ormai uscite dai cantieri e hanno difficoltà a trovare dei porti stabili dove poter rimanere, essere appunto, fare lo sverno come si dice, e quindi poter avere tutti i servizi e i lavori. I nostri porti possono tranquillamente candidarsi a questo, ma dobbiamo, se non costruirli, cioè farne nuovi, dobbiamo riadattare quelli che già ci sono a questa tipologia di posto barca e soprattutto dobbiamo cercare di capire che una barca di quelle dimensioni non crea problemi e quindi non richiede servizi solo nel porto e in quelle aree limitrofe, ma li chiede a tutto il retroterra. Quindi anche le città, i territori che si candidano a ospitare imbarcazioni di questo tipo e non solo in stagione devono avere anche un background, devono avere quindi un retroterra in grado di dare quell'accoglienza, quel sistema dell'accoglienza che queste barche meritano. Siamo in chiusura, possiamo stilare un primo bilancio di questa stagione turistica 2009 dal punto di vista del settore nautico, soprattutto alla luce dell'abolizione della tassa sull'uso che fino all'anno scorso comunque limitava questo settore? Sì, diciamo che non tutti i mali vengono per nuocere, mentre il resto d'Italia e del bacino mediterraneo il periodo scorso andava abbastanza bene e la Sardegna invece aveva registrato dei cali proprio dovuti alla tassa sul lusso, stranamente adesso nel momento di crisi la Sardegna rispetto ai dati negativi precedenti sta recuperando perché il fatto che non ci sia più la tassa ha riaperto alcuni mercati che si stavano chiudendo, quindi tutto sommato per quest'anno noi possiamo dire che molto probabilmente si registrerà un segno positivo. Certo è che però parte da segni negativi avuti gli anni precedenti, quindi è una magra consolazione, ma questo fa capire che molto spesso noi se non stiamo attenti nell'amministrare i nostri territori e nel fare le scelte politiche possiamo fare un grande danno a un'economia che tira anche a dispetto della crisi. Speriamo di passare questo momentaccio, soprattutto dovuto anche alla crisi economica. Io ringrazio il Presidente della Camera di Commercio di Sassari, Gavino Sini. Alla prossima puntata.